Sfida dal profumo di Serie A, mercoledì sera con il Genoa, che fa visita al Cagliari nel turno infrasettimanale di Serie B. Gilardino ha ritrovato il successo sabato pomeriggio contro la Spal, con un netto 3-0, e continua a correre al secondo posto in cadetteria con 3 punti di vantaggio sul Bari e 4 sulla Reggina. I sardi, con Ranieri in panchina, sono di nuovo in zona playoff. Ora sono ottavi con 37 punti, grazie ad una buona solidità che li ha portati a 2 pareggi, con Sud Tirol e Palermo, e una vittoria, con il Benevento, nelle ultime 3 gare. Un vero e proprio big match, che è anche sfida generazionale tra un tecnico vincente, esperto e navigato come Claudio Ranieri, e uno tra i più giovani dell'intera Serie B, che si sta giocando la sua prima grande occasione nel calcio dei grandi, e lo sta facendo nel migliore dei modi, Alberto Gilardino. Tanti dubbi per Ranieri, che deve ancora capire se avrà a disposizione Nandez, De Iola e Falco. Tutti hanno lavorato parzialmente con il gruppo ieri, e attualmente hanno poche possibilità di esserci. Rientra Di Pardo, mentre Pavoletti, già in campo a Venezia negli ultimi minuti, sederà in panchina. Al suo posto, in attacco, ci sarà la Padula, altro ex rientrato dalla squalifica. Molto probabile il 4-3-1-2 per i sardi, con Luvumbo e Mancosu in appoggio al centravanti, e in difesa Goldaniga con Dossena come coppia centrale. Tanti dubbi anche per Alberto Gilardino, che di sicuro non potrà schierare Aramo e Coda. Così il tridente dovrebbe essere formato ancora da Puskás, Gudmundsson e Jagello, con Salcedo che dopo il gol con la Spal scalpita per una maglia. Dovrebbero riuscire a recuperare sia Frendrup che Efti, mentre Sabelli è ancora da valutare. Possibile, soprattutto in caso di recupero dello svizzero, uno stop per il laterale. A centrocampo, al momento, più Strootman di Frendrup insieme a Badeli e Sturaro. Chi recupereremo per mercoledì? Lapa rientra? Ok. Il dottor Scorcu ha detto che probabilmente Nandez potrebbe essere convocato, credo almeno in panca. Pavo ha fatto 2 minuti contro il Venezia, potrà fare qualche spezzone. Falco ancora differenziato? Una considerazione su Luvumbo che per me, spostato tutto sull'esterno, non so, ma non è ancora pronto per giocare lì. Nelle ripartenze soprattutto, per poi convergere al centro, lo vedo ancora troppo insicuro quando parte. Lo vedrei bene più centrale, a fianco a Mancosu, per ripartire. Alle volte alterna cose discrete, ma si perde anche nell'ultimo passaggio, nell'ultima sgroppata. Millico, a mio parere, viene preso troppo poco in considerazione. Ovvio che giocando così poco non potrà mai avere una forma decente nel ritmo partita. Ovviamente sono mie considerazioni personali, spesso guardando e osservando i movimenti dei giocatori anche senza palla e come si propongono. Insomma, per i rossoblù, Cagliari-Genoa è la sfida dell'anno, perché una eventuale vittoria cagliaritana riporterebbe i rossoblù a -6 dalla squadra della lanterna e quindi dal secondo posto in classifica. Grazie a tutti per l'attenzione e per la collaborazione. In redazione Pierpaolo Scano. Dedichiamo in chiusura il pezzo di Vasco Rossi dal titolo L'amore. Tu con me, lui con te, lei che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è, sta con te. Lei con lei, lui con lui, non ci credi fino a quando ti ritrovi lì. Eh sì, può andare anche così. L'amore a prima vista, l'amore che non basta. Lui è sempre nel tuo cuore, io soltanto per 2 ore, perché fa lividire, ma lui è più sensibile. L'amore, 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 si fa con le mani, si fa con il cuore, si fa come si vuole. L'amore, 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 l'amore. Tu con me,
non si capisce bene la storia com'è. Ci vuole il butta fuori i sensori per mutare i cattivi pensieri, per evitare gli ostacoli quando siamo fuori, quando restiamo da soli, da soli, da soli, da soli.